Campionato regionale di eccellenza, girone C, nona giornata, recupero allo stadio comunale d'Agostin. Si affrontano due formazioni che si affrontano per portare a casa punti. Sicuramente il Porto Mansuè per rimanere nelle zone alte della classifica, mentre la gara ha inizio, mentre il Veneto e Davide Carraretto della sezione di Treviso. Avanza la formazione di casa, il tiro ha cercato di andare rispetto all'intero campo. Attenzione alla ripartenza di Janko a fianco c'ha Band converge verso il centro, ha perso il momento giusto purtroppo, nulla di fatto tra i due con il tiro che adesso viene scagliato. Sbaglia il pallone, allora può ripartire ancora il Porto Mansuè, mette a terra questa palla, attenzione, se ne va in area Furlan, nulla di fatto adesso sul pallone, Furlan che va al tiro ed è un pallone che cala, sventagliata per trovare Dassier. Adesso in seconda battuta ancora con Peresin, Dassier, manovrano con Furlan, è buona questa manovra del Porto, Dassier, il 28° minuto di gioco, ancora una buona azione di Janko, questa volta su pennellata, è buono il colpo di testa, sì, è buono il colpo di testa, arriva Mognon, Mognon va al gol per i padroni di casa al 20, che andrà il numero 9 Alberto Filippini al tiro. 4 uomini in barriera, 5 bianche, 5 in maglia bianca, 2 a coprire la palla del Porto Mansuè. Filippini è buono, Filippini, gran gol questo, gran gol, grande punizione di Filippini, è una punizione veramente. Furlan che cambia tutto dalla parte opposta, mentre a terra ancora un uomo che protesta, Paolo Zanardo, colpo di tacco, il tiro e c'è il gol. Colpo di tacco meraviglioso di Paolo Zanardo, è andato al tiro, nulla da fare per Della Colletta, che quindi non ha potuto fare altro che raccogliere. È buono la risposta subito di Janko al 19. Janko se ne va anche negli spogliatoi. Spinge intanto il Porto Mansuè, attenzione Filippini, è ancora lui il 3-2, si è aperta la squadra di casa con Colombera che ha passato a Filippini. Colombera che si è fatta tutta la fascia per Filippini. Adesso Furlan tutto solo, inseguito da 2 giocatori dell'Eclisse, si fa vedere Dassier che era in fuorigioco però, no. Quindi Dassier va a segnare, 47° di gioco, Dassier tutto solo, lanciato da Furlan e c'è il gol del 4-2. 2-1, no, ha vinto 2-1 contro l'Union Pro, quindi l'Union Pro rimane a 6 punti al pari dell'Eclisse e l'Istrana sale